Bentrovati in questa nuova puntata di Dietro Die, qui parte il nostro viaggio, siamo a San Gavino Monreale, naturalmente noi siamo qui in compagnia della Mira che ci ha invitati a San Gavino in occasione poi di questo festival, chiamano così, dello zafferano. Siamo in compagnia della Detto Stampa, Nando Cureli, spesso con noi ultimamente per parlare non solo di cose buone da mangiare, ma per parlare di ciò che è Amira, di ciò che significa poi far parte di questa associazione che gestisce i maître d'hôtel, che insegnano, che danno amicizia. Oggi da qui parte il nostro viaggio. Nando, intanto grazie per averci invitato. Che succederà a San Gavino? Da San Gavino parte questo festival, come tu hai detto bene, enogastronomico, che è iniziato a Villanova Foro la settimana scorsa. La seconda tappa è qui a San Gavino Monreale ed esattamente al ristorante Santa Lucia. Da qui nasce il primo trofeo regionale denominato A tavola con lo zafferano, Zafferano San Gavino. E a proposito di San Gavino, qui parte il nostro viaggio, perché andremo a conoscere meglio questo ristorante, che è il ristorante Santa Lucia, dove si terrà la gara poi dei nostri maître d'hôtel, ma conosceremo meglio lo zafferano e poi subito a seguire tutto ciò che comporta vivere qui a San Gavino. Andremo al museo, andremo nella piazza di San Gavino, insomma grande giornata qui a San Gavino. State con noi e buon divertimento. Sono Salvatore Manno, sono il presidente della Casa Museo Donna Massima. La struttura in cui ci troviamo è una vecchia struttura del 1500, appartenente alla famiglia Quirra, che estendeva i suoi possedimenti dalla Quirra proprio sino a Villacidro. La struttura è stata acquisita dall'amministrazione comunale negli anni 70 ed è stata completamente ristrutturata sia nella parte interna che nei loggiati esterni. È stata conservata la volumetria originaria, difatti la struttura interna della casa è sistemata in piccoli ambienti e in ognuno dei piccoli ambienti abbiamo conservato una realtà tipica della casa campidanese. La cucina, dove abbiamo conservato gli antichi oggetti della vita quotidiana, subarastaggiu, le vecchie padelle, un esempio degli spiedi che si usavano per arrostire. Poi abbiamo un'altra stanza dedicata al costume tipico, diciamo, sangavinese e della nostra zona. Una camera da letto. Abbiamo riprodotto lì una camera da letto di fine 800, tutta con mobili originari che sono stati donati da cittadini sangavinesi al museo. Abbiamo anche poi identificato in una stanza la stanza della tessitura. Tradizionalmente si tesseva in casa, si lavorava e in un ambiente appunto abbiamo ricavato un vecchio telaio e tutti gli strumenti che servivano alla tessitura. Abbiamo anche poi ricavato un piccolo spazio a una realtà che a San Gavino ha un suo passato importante, a quello dell'industria. Negli anni 30 a San Gavino nasceva la fonderia del piombo e dello zinco, una fonderia che negli anni d'oro, fine anni 40, aveva 1500 dipendenti, una realtà importante economica per San Gavino che ha trasformato anche la nostra cittadina da cittadina agricola in cittadina industriale. In questo ambiente abbiamo conservato alcuni oggetti tipici, piombo, strumenti di lavoro, oggettistica varia, strumentazione poi e oggettistica varia che a breve verrà trasferita in un'altra struttura collegata al museo che si chiama appunto Museo delle Due Fonderie, dove appunto verrà realizzata proprio un'esposizione strettamente dedicata alla realtà della fonderia di San Gavino. I loggiati esterni
come voi vedete, sono loggiati che in pratica riproducono alcuni momenti della vita quotidiana, per esempio il vecchio carro trainato dai buoi, tutta la strumentazione legata all'uso di certi lavori che si facevano nella casa. E poi qua sulla mia destra è stato riprodotto, questo non è originale chiaramente, è stato riprodotto un vecchio forno nei mattoni crudi, sull'ardiri, come diciamo qua a San Gavino. I mattoni crudi, un impasto di paglia e fango, e si facevano i mattoncini che servivano per costruire appunto le case. San Gavino appartiene al circuito della terra cruda, che ha grossa importanza nella nostra zona, e la terra cruda è stata sino a pochi anni fa il materiale utilizzato per costruire le case sangavinesi. Oggi ci sono i mattoni, le pietre, ma le tipiche case sangavinesi sono in terra cruda. Salve, sono Don Giorgio Lici, salve Paul, benvenuto qui a San Gavino in questa 17ª rassegna regionale dello Zafferano. Ti trovi presso il chiostro del convento di Santa Lucia qui a San Gavino Monreale. Una presenza antica che va intorno al 1586 e i frati sono ormai una storia qui a San Gavino, un po' come lo Zafferano. Adesso non ci sono più, ci sono io che sono un sacerdote diocesano della diocesi di Ales e Terralba. Per quanto riguarda San Gavino è sicuramente un momento importante, proprio perché lo Zafferano rappresenta una delle colonne portanti di questo paese, come lo è stata la fonderia. Adesso un po' dismessa, però ecco, è rimasta questa origine di questo oro rosso, come viene chiamato. Figuriamo tra i primi produttori in Europa, coinvolge un po' tutte le famiglie di questa cittadina e vede coinvolta soprattutto una tradizione che ormai si tramanda di padre in figlio. Ormai lo Zafferano è entrata nella storia, diciamo, un po' anche dell'arte culinaria di tutto il mondo, e bisogna scoprirne, ecco, i pregi e i difetti. Soprattutto bisogna saperlo dosare, perché come tutte le cose, quando si è troppo normalmente guasta. Invece usato nella giusta misura è veramente un elemento naturale prezioso. Addirittura viene usato adesso anche nei dolci, nel gelato, un po' dappertutto, e quindi questo dimostra l'importanza di questo lavoro che con certosina pazienza i cittadini di San Gavino fanno ogni anno. Quindi a voi che siete nostri ospiti farà certamente piacere, ecco, degustare questi piatti tipici che i nostri cuochi, i nostri chef hanno preparato, e magari portare, ecco, a conoscenza di tanti di quello che è il piacere di venire anche in questa cittadina.